Nasce Giannelli Campus, il nuovo liceo scientifico sportivo gestito nell'ambito del villaggio del ragazzo. La diocesi in prima linea con il sostegno di società sportive e privati. Monsignor Tanasini, ci prendiamo cura dei cittadini di domani. Insediato questa mattina a Zoagli il nuovo commissario prefettizio per la dottoressa Ornella Sansalone, il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Inaugurata a Rapallo la nuova passerella pedonale sul torrente Boate, collegherà via Milano e con via Torino, rendendo anche più facile l'accesso alla nuova chiesa di Sant'Anna. Allerta gialla per temporali sulla Liguria fino alle 8 di domani. Il caldo non molla la sua presa, stanotte picchi di umidità oltre l'80% in buona parte della regione. Celebrata nella casa di reclusione di Chiavari la festa della polizia penitenziaria, il comandante ha ricordato che il compito del corpo è garantire la speranza ai detenuti. Accorgiamoci delle grazie che riceviamo giorno per giorno. L'auspicio espresso dal Vescovo Alberto Tanasini a conclusione dei festeggiamenti per Nostra Signora delle Grazie a Sestri Levante. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. È stato presentato ufficialmente il Giannelli Campus, il nuovo liceo scientifico sportivo che si troverà nella sede dell'Istituto Giannelli di Chiavari. Sarà guidato da un consiglio di amministrazione e si avvarrà della collaborazione e del sostegno delle aziende. Sono stati infatti ufficializzati gli accordi con due società sportive, la Virtus Entella e la Prorecco, ma nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi di altre realtà importanti coinvolte nel progetto. Il liceo manterrà il nome Giannelli come garanzia di ispirazione nell'attività educativa. Le suore giannelline proprietarie dell'edificio hanno concesso in comodato gratuito l'uso dei locali per i prossimi 5 anni. C'è ancora possibilità di iscriversi per far aumentare il numero degli alunni, che attualmente sono 14 iscritti alla classe prima. Vediamo. Giannelli Campus è il nuovo liceo scientifico sportivo presentato a Chiavari. La nuova gestione è affidata a un'impresa sociale costituita nell'ambito del villaggio del ragazzo. Nel consiglio di amministrazione prete Rinaldo Rocca, presidente, Nicola Visconti, amministratore delegato, Don Paolo Zanandreis, Don Alberto Gastaldi e Rosanna D'Antona. L'impresa economicamente è deficitaria e la previsione di spesa per quest'anno è micidiale. Se non avessimo trovato gli sponsor che si sono fidati del vescovo, del villaggio e del progetto educativo, non stava in piedi ed era impossibile fare nonostante la retta. Superate questa difficoltà è chiaro che io, che ero il primo restio, sono diventato anche il più coinvolto dai miei collaboratori che hanno lavorato molto e ho detto ci metto la faccia, la presenza, quello che sono, quello che è il villaggio, perché se c'è il presidente del villaggio è così. Il progetto educativo e didattico del Giannelli Campus è stato preparato da Don Alberto e Don Paolo e da un gruppo di docenti con una lunga esperienza nel mondo della scuola. Lidia Ramini, Daniela Loero, Stefania Marchino e Carla Zignaigo. Daniela Loero assumerà dal 1° settembre la guida del liceo. Prima c'è l'uomo sempre, il ragazzo, lo studente è una persona in crescita che deve svilupparsi, deve ampliare tutte le proprie potenzialità, capacità, essere una persona aperta che desidera dare il suo contributo primo a costruire la propria vita e poi a fare un mondo migliore. Nel corso dell'incontro di presentazione, Don Paolo Zanandreis ha sottolineato che la proposta didattica sarà aperta con accessi adeguati al mondo universitario in Italia e all'estero, ma anche alle aziende del territorio. Sarà partecipata perché si avvarrà del sostegno di aziende che desiderano sostenere lo sviluppo attraverso le generazioni che saranno impegnate nell'economia della Liguria, basata su turismo, sport e gastronomia. Sarà una proposta umana perché gli studenti non siano inseriti in percorsi basati solo su processi e sulle performance, ma su valori umani forti come la capacità di comprendere e di interagire con l'altro e un'etica che consenta di acquisire la consapevolezza di essere individui in grado di incidere per la creazione di una società migliore. Verrà infine posta particolare attenzione ad altre competenze trasversali oggi determinanti: le lingue, la comunicazione e le capacità di saper affrontare situazioni complesse, saper lavorare in team, saper negoziare e molto altro ancora. Don Paolo Zanandreis ha inoltre spiegato che il Giannelli Campus cercherà sponsor compatibili con questi principi, che arricchiscano il patrimonio dei ragazzi con esperienze concrete, con scambi reciproci che siano in grado di rappresentare testimonianze di riferimento.
E dunque al centro del nuovo liceo c'è la persona e la sua crescita, come ci hanno insegnato tanti santi educatori. Lo ha ribadito il Vescovo nel corso della presentazione, che resta di fatto l'unica scuola paritaria cattolica del territorio della diocesi di Chiavari. Abbiamo messo molti sforzi e impegno nell'individuare il meglio per i ragazzi attraverso programmi didattici innovativi, ha dichiarato Monsignor Tanasini, che ha aggiunto: diamo il giusto spazio alla tecnologia e abbiamo fatto sì che lo sport fosse la linea guida sulla quale sviluppare tutte quelle caratteristiche umane che ci stanno a cuore per far crescere donne e uomini di valore, sensibili e aperti. In altre parole, ci vogliamo prendere cura dei cittadini di domani. Sentiamo le sue parole. Era l'ultima scuola superiore che rimaneva nel Tigullio. Tristemente ho visto chiudere delle scuole superiori una dopo l'altra e in quel momento non avrei saputo come intervenire. Ho saputo di altre scuole che sono state chiuse prima del mio arrivo, anche di valore. Ho pensato che almeno una scuola cattolica superiore dovesse essere mantenuta e ho cercato di impegnare la diocesi in questo impegno. Intanto voglio anche però dire che in questo modo io obbedisco a una linea che la Chiesa ci ha sempre tenuto a offrire la possibilità dell'insegnamento attraverso scuole cattoliche. Forse noi abbiamo a volte visioni un po' ristrette da questo punto di vista. Le vediamo come scuole di elite. Teniamo conto che in tanti paesi le scuole cattoliche sono di prestigio e frequentate da grandi numeri di alunni non cattolici. Questo dice come la presenza della scuola cattolica sia portatrice di cultura, di formazione, di sostegno ai ragazzi e alle famiglie. E allora da questo punto di vista mi sento sostenuto in questa scelta. In questi 5 anni sono stato membro della Commissione Episcopale per la Scuola della Conferenza Episcopale Italiana. Sarebbe strano che proprio durante questo mandato non avessi fatto niente per sostenere una scuola cattolica. Voltiamo pagina alla politica amministrativa. Adesso ha preso possesso oggi degli uffici di piazza 27 dicembre la dottoressa Ornella Sansalone, nominata nuovo commissario del comune di Zoagli dopo lo scioglimento del consiglio comunale da parte del prefetto. Questa mattina si è svolto un primo confronto con la segretaria comunale Anna Amoriello, all'attuale responsabile dell'area terza della prefettura di Genova, il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Per lei compiti di ordinaria amministrazione. I primi documenti che si troverà sopra la scrivania saranno sicuramente quelli relativi al bilancio predisposto in queste settimane dal commissario ad acta nominato dalla stessa prefettura per venire a capo di una situazione contabile complicata e difficile già prima della sospensione del sindaco Franco Rocca. A Rapallo adesso se ne parlava già dagli anni 70 e da oggi il collegamento tra via Milano e via Torino è una realtà. È stato inaugurato infatti questa mattina il nuovo ponte pedonale sul torrente Boate, realizzato interamente a spese di Coop Liguria per un investimento di circa 300.000 euro. Il nuovo ponte è accessibile anche ai disabili grazie alle rampe, è realizzato in metallo e doghe in legno. Prossimamente verrà intitolato a Giacomo Maggiolo, politico rapallese recentemente scomparso. Una persona che aveva espresso molti anni fa, parliamo degli anni 70, la richiesta ripetutamente di affrontare questo problema e oggi abbiamo pensato che insomma, lo vogliamo ricordare così. Sarà intitolata a Giacomo Maggiolo, ex vice sindaco di Rapallo e negli anni 70 tra i primi ad aver pensato un collegamento tra via Milano e via Torino. Ora che questo progetto è diventato realtà, l'amministrazione comunale ha deciso di dedicargli l'opera benedetta e inaugurata con una grande festa. Pronti? Via! In un'epoca nella quale si tende a costruire muri, separazioni, è bello inaugurare una passerella, un piccolo ponte che unirà
via Milano con via Torino e sarà un nuovo accesso per la nostra chiesa parrocchiale che nel 2016 abbiamo dedicato e inaugurato. Un momento importante per la città di Rapallo, ma anche per il gruppo Coop che ci ha messo del suo a realizzare questa passerella. Sì, nel 2015 a luglio, quando aprimmo il supermercato, nella prima fase di un'apertura più ridotta, nei rapporti con l'amministrazione ci fu richiesto e noi accettammo di realizzare quest'opera, diciamo, di donare alla comunità di Rapallo quest'opera. Abbiamo aperto qui a Rapallo per uno spirito di servizio nei confronti dei nostri soci, innanzitutto, e poi nei confronti di tutti i cittadini di Rapallo. Diciamo, con quest'opera completiamo questo sforzo di contribuire a migliorare con la nostra presenza anche la città nel suo insieme. Il meteo adesso, dopo settimane in cui il caldo è stato il grande protagonista, è iniziata sulla Liguria una fase più instabile che ha portato nel primo pomeriggio di oggi le prime precipitazioni anche sul Levante, dove ormai da 40 giorni non pioveva. Pochi comunque i millimetri di pioggia caduti sul Tigullio e il suo entroterra, mentre è stato il Savonese la zona maggiormente interessata. La Protezione Civile regionale ha comunque diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, in vigore fino alle 8 di domani mattina. Nella notte è previsto un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l'ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I modelli a scala locale individuano una linea temporalesca che dal basso Piemonte si dirigerà verso il settore centrale della regione per poi spostarsi lentamente verso il Levante, quindi interessando il Golfo Paradiso e il Tigullio. Le temperature subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità e delle precipitazioni, ma torneranno poi nei prossimi giorni ad aumentare. Proprio sul fronte del caldo non mancano i record. La stazione di Genova Foce dal 21 giugno ha registrato minime superiori ai 20 gradi, ovvero il valore che convenzionalmente si usa per stabilire se una notte è tropicale. Non solo, in questo lasso di tempo per ben 12 notti la minima ha superato i 25 gradi. Per quanto riguarda le massime, invece, solo in una giornata delle ultime 18 non si sono superati i 30 gradi. È successo domenica 23 giugno, quando i gradi erano 28,6. E per quanto riguarda il maltempo, un aggiornamento che arriva dal capoluogo ligure, andiamo a leggerlo sul sito di ANSA Liguria. A causa del maltempo sono stati dirottati 2 voli all'aeroporto Cristoforo Colombo. 2 voli che dovevano atterrare a Genova sono stati dirottati questo pomeriggio a causa del maltempo che si è abbattuto in città. In particolare il volo in arrivo da Londra è atterrato a Torino, mentre quello da Kiev è atterrato a Pisa. Verranno ripristinati i gradini del Sentiero delle Gave nel parco di Portofino, trasformati in rampe per rendere percorribile il collegamento quando Portofino era isolata a causa del crollo della provinciale 227 nell'ottobre del 2018. La decisione è stata presa al termine dell'incontro che si è svolto a Genova questa mattina tra la Soprintendenza, la Regione, l'Ente Parco di Portofino e i comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure. I lavori saranno eseguiti in ottobre, quando diminuirà il traffico pedonale sulla strada, e saranno inseriti nell'ambito di un progetto condiviso di riqualificazione complessiva della strada per garantirne la percorribilità pedonale in condizioni di totale sicurezza. Il Comune di Ne invece ha avviato in anticipo le operazioni di sfalcio dell'erba lungo le strade comunali. I lavori saranno completati con una spesa di 20.000 euro e un risparmio di 5.000 euro rispetto agli anni scorsi. L'amministrazione si avvale, come in passato, sia dell'ausilio di imprese agricole del territorio, sia dell'impiego diretto di operai comunali. Garantire la speranza è il nostro compito, questo è il motto della Polizia Penitenziaria. La frase è stata ricordata in occasione della festa del corpo celebrata a livello locale questa mattina all'esterno della casa circondariale di Chiavari. Presenti tra gli altri autorità civili, forze dell'ordine, volontari e il vescovo. Sentiamo. Qual è il valore di questo momento per tutti voi? È un momento per celebrarsi, per ricordare cosa abbiamo fatto, cosa dovremmo fare, e quindi anche ciò che magari ci sfugge tutti i giorni quando torniamo a casa, che siamo stanchi e non pensiamo a quello che abbiamo fatto. Oggi è il momento di ripensarci e di dire che abbiamo fatto un buon lavoro.
Possiamo ricordare qual è la fatica del vostro lavoro? Dover essere sempre vigili, attenti, e ogni giorno può sempre accadere qualcosa per cui non dobbiamo mai abbassare la guardia, che non vuol dire essere col fiato sul collo a tutte le situazioni, ma avere sempre la cognizione che tutti i giorni c'è un lavoro da portare avanti senza lasciare che le cose non siano accuratamente verificate, perché potrebbe sempre esserci qualche problema. Quindi un buon poliziotto penitenziario secondo lei come dovrebbe comportarsi? Occhio vigile, attenzione, sempre il senso dell'umanità, perché quello non deve mai mancare, e comunque una predisposizione verso il dialogo e la comprensione che non deve mancare neanche nei casi in cui possono accadere situazioni spiacevoli o contrarie alla legge. Potremmo dire che la vostra missione ha quasi una duplice anima, da una parte il controllo rispetto alla legge e dall'altro l'attenzione alla persona. Questa è la bellezza e la difficoltà, quindi questa doppia anima ci rende fieri e ci rende anche sempre più operativi per tutte le vicende che possono accadere. Tornando proprio sull'aspetto umano, questi sono giorni in cui si arrivano i risultati degli esami di maturità, anche la casa circondariale è interessata, possiamo dire come? Abbiamo avuto gli esami, cioè il percorso scolastico durante tutto l'anno scolastico 2018-2019, abbiamo avuto gli esami che hanno interessato sia la scuola media che la scuola superiore, e l'unico candidato, ma per una mera questione statistica, che ha partecipato ha passato l'esame, quindi ha avuto la sua soddisfazione di aver visto la propria progressione nell'educazione scolastica e quindi di ottenere il diploma di scuola superiore. Via libera della Giunta regionale al riparto ai distretti sociali della prima tranche del Fondo regionale 2019 per le politiche sociali, pari a 8 milioni di euro. A queste si aggiungeranno le risorse derivanti dal Fondo nazionale non appena disponibili. Per quanto riguarda i comuni del territorio della città metropolitana di Genova, sono stati destinati complessivamente 1.674.331 euro, oltre 438.000 andranno a Chiavari, 213.000 a Rapallo, 193.000 a Sestri Levante. Questi sono i comuni capofila dei rispettivi distretti socio-sanitari. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi presso ANAS affinché vengano intraprese con massima urgenza tutte le azioni necessarie al ripristino delle normali condizioni di praticabilità e di sicurezza della strada statale 586, 586 della Val d'Aveto e della 654 della Val di Nure, e snellire le procedure previste per affidare ad agricoltori, allevatori e boscaioli, con il consenso dei proprietari, le terre incolte, in modo che queste possano essere recuperate alle attività originarie agricole. È la proposta contenuta in un'interrogazione depositata in Consiglio regionale dal consigliere Claudio Muzio. La percentuale di superficie boscata in Liguria è cresciuta in maniera sensibile negli ultimi 25 anni, passando dal 54% al 74%, spiega il consigliere, che chiede alla Giunta di porre mano alla legge regionale del 1996, semplificandola per contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'incuria delle terre. I temi di carattere diocesano adesso. Nella parrocchia di San Paolo in Pila, Sestri Levante, ogni anno si rinnovano con particolare solennità le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, un particolare titolo sul quale si è soffermato il Vescovo in occasione dei festeggiamenti. Sentiamo. La presenza di Maria è eccezionale e determinante per la vita della Chiesa e la parola di Dio lo mette in evidenza. Trae spunto dalla narrazione evangelica del miracolo alle nozze di Cana la riflessione proposta dal vescovo Alberto Tanasini in occasione della festa della Madonna delle Grazie celebrata a San Paolo in Pila. Per Don Enzo Frisino è stato l'ultimo anno che ha guidato le celebrazioni come parroco della comunità sestrese. Le grazie, ha sottolineato il vescovo, sono favori che attraverso Maria chiediamo al Signore, certi della presenza attenta e costante della Madre di Gesù. E sappiamo che è attenta alla nostra vita, come è stata attenta alla vita degli sposi a Cana. E sappiamo che non ci abbandona, perché ha avuto questo compito da suo figlio e lei svolge questo compito con verità, dedizione, senza risparmiarsi e senza limitarsi. Monsignor Tanasini ha quindi invitato i fedeli a prestare attenzione a tutte quelle grazie di cui non ci accorgiamo più, perché date per scontate o perché non le riteniamo più doni particolari di Dio. Accorgiamoci invece delle grazie che davvero, per l'intercessione di Maria, riceviamo giorno per giorno. Scopriamo le strade della provvidenza
di cui Maria è madre, le strade per cui riceviamo quello che ci sostiene nella vita. In questo modo noi onoriamo Maria, la Madonna delle Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. A Santa Margherita Ligure si è conclusa la festa in onore di San Siro. Questa sera alle 21 la messa di ringraziamento nella chiesa parrocchiale. Anche quest'anno alle celebrazioni religiose si è affiancata la festa in piazza organizzata dal comitato di quartiere, grazie all'aiuto di numerosi volontari. In questa occasione è stato assegnato il primo Margheritin d'oro in memoria alle famiglie Giussani e Repetto, al San Margheritese Simone Patrone per i suoi viaggi con la bicicletta in Islanda e in Norvegia. La cronaca, un 64enne di Borzonasca è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata. L'uomo nei giorni scorsi ha provocato un incidente mentre si trovava alla guida di un veicolo di proprietà di una pubblica assistenza di un comune rivierasco. Il fatto è accaduto a Mezzanego, portato all'ospedale di Lavagna e sottoposto agli accertamenti. È risultato avere un tasso di alcol pari a 1,48 grammi per litro. E potrebbe essere stato un cortocircuito o le elevate temperature ad aver provocato l'incendio di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica di via Moggia a Lavagna. Sul posto, poco dopo le 9 di questa mattina, all'altezza del ponte della Maddalena, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero e l'allarme è rientrato intorno alle 10. 50 persone di ogni età e provenienti da tante parti di Liguria, Toscana e Emilia, qualcuno anche da Roma, hanno partecipato l'altra sera alla salita in notturna sul Monte Gottro in Val di Vara. Gli escursionisti, in poco più di 2 ore di cammino in mezzo alla faggeta armati di torce, hanno potuto ammirare l'alba, il sorgere dell'alba, dalla vetta della cima più alta del comprensorio. Un'attività promossa dall'associazione Mangia Trekking per contribuire a far conoscere il territorio e promuovere la familiarizzazione con gli ambienti montani. A causa dell'allerta meteo odierna, la 7ª edizione di A Tavola in Val Graveglia è stata spostata a domani. A partire dalle 19:30 nell'area verde Sandro Pertini di Conscienti di Né si terrà una cena itinerante tra vari stand gastronomici e piatti della tradizione locale per un immaginario tour della valle. La serata sarà lietata dalla voce e dal sax di Roberto Rossi. Vediamo invece gli appuntamenti confermati per la giornata di domani nella nostra agenda. Appuntamenti in agenda per mercoledì 10 luglio. Alle 10, sulla spiaggia libera di Piazza Milano a Lavagna, Luigino il pescatore parlerà della storia e dei segreti della pesca. L'iniziativa è gratuita, rivolta ai bambini e non solo, e a cura di Labter Tiguglio. Essere missionari nei propri luoghi è il titolo della mostra allestita nella sala Baldassarre del Santuario di Sant'Antonio a Chiavari. È un'esposizione di oggetti vari, curata dalla Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare e aperta sino al 15 luglio dalle 15:30 alle 18:30, nei festivi anche al mattino, dalle 9 alle 12. Alle 19:45 al baretto di Ivo a Recco sarà presentato il libro dal titolo Uccidete Guido Rossa. Interverrà Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice. Musica dal vivo nel bar La Vermuteria di Chiavari in via Bontà. Durante la serata il gruppo Minoli Costanzo Iori Trio proporrà brani rock dai classici alle ultime hit, l'inizio alle 20. Mercatini dei bimbi al chiaro di luna è il titolo dell'iniziativa in programma a Lavagna in piazza Ravenna. È un mercatino dell'usato dove si potranno trovare libri, giochi e lavoretti vari, l'inizio alle 20:30. Prende il via il Festival Internazionale di Valle Cristi a Rapallo. Al Circolo Golf e Tennis sarà presentato il programma. Seguirà il concerto del Capoeira Project Quartet, il via alle 20:30. Alle 21, all'Oratorio di Sant'Erasmo di Sori, concerto finale degli studenti di violino e canto lirico delle masterclass a cura dei docenti del Conservatorio di Mosca. Verranno eseguite musiche di Verdi, Bellini, Rossini, Mozart e Tchaikovsky. E infine concerto del coro Voci d'Alpe nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo. Ad esibirsi a partire dalle 21:15 il gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure. Le offerte saranno devolute per il completamento delle opere parrocchiali.
In chiusura allo sport, 2 nuovi arrivi per la Virtus Entella. Dal Genoa è arrivato in prestito Federico Vaglietti, difensore nato a Bergamo il 25 gennaio del 1999. Dal Sassuolo, invece, sempre con la formula dell'acquisizione a titolo temporaneo, è arrivato anche Leonardo Sernicola, altro difensore nato a Cività Castellana il 30 luglio del 1997. Con questa notizia di sport si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina a 7:30 con il nostro TG Rassegna Stampa e poi continua alla prima edizione di Tigulli Oggi alle 12:45. Tutte le altre informazioni le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.